Taxi Acqueo nel comune di Chioggia, primo round al Bragozzo Ulisse. È stata infatti pubblicata lo scorso 20 dicembre la sentenza della prima sezione del TAR del Veneto che rigetta il ricorso presentato dalla società Chioggia Navigazione verso Marco Tiozzo Bastianello, capitano e titolare del Bragozzo Ulisse, contro l'assegnazione da parte del comune della licenza di Taxi Acqueo concessa a seguito di un bando del 2015. In quella circostanza, Chioggia Navigazione arrivò terza, dietro Ulisse, secondo, e un altro operatore che decise di rinunciare. La contestazione di irregolarità verteva attorno a tre aspetti: il no al cumulo di licenze taxi e noleggio con conducente, no al servizio taxi effettuato da imbarcazioni di portata superiore alle 20 persone, l'anzianità nell'assegnazione dei punti. La sentenza del Tribunale amministrativo riconosce il ricorso in parte come tardivo. Essendo le cause già note al proponente, la tutela non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale. È in parte inammissibile, perché la controversia non attiene a concessione di servizio pubblico, ma autorizza un'attività di pubblica utilità. A Chioggia Navigazione non resta che la condanna a pagare le spese processuali e un possibile ricorso in secondo grado al Consiglio di Stato. Vittorie su tutta la linea invece per il Bragozzo Ulisse di Marco Bastianello, assistito dagli avvocati Chioggiotti, Alessandro Di Blasi e Pietro Penzo. Il popolare Vascello Rosso, anche dopo la revisione dei plateatici per il decoro in Piazza Vigo voluta dall'assessora Angela Deste, è spesso protagonista di trasmissioni televisive nazionali, da Linea Blu a Pianeta Mare, da Geo Geo a Rai News 24. Dai che facciamo il Nonostante sia il penultimo giorno dell'anno, l'assessora ai servizi sociali Patrizia Trapella è al suo posto per aiutare a risolvere la grana del trasferimento di circa 30 migranti dal Bragosso alla palazzina di via Gradenigo a Brondolo. Ieri ha incontrato i residenti del comitato e assieme al vice sindaco Marco Veronese ha preso atto delle richieste di accesso all'immobile da parte dell'ULSS per verifiche più approfondite nei particolari, anche se gli uffici finora hanno accertato che ogni aspetto è in regola. Da pubblico ufficiale io non mi accontento, dice Trapella, che ha visionato lo stabile dall'esterno assieme agli abitanti della frazione. Ci metto cuore, anima e faccia per garantire stabilità e sicurezza. Lo devo alla città, sono stata chiamata per questo. Sento la responsabilità morale di aiutare il sindaco in questa faccenda, continua l'assessora, riconoscendo le ragioni del comitato. Ci saranno ancora contatti con il prefetto a inizio anno perché può non avere presente come sono dislocate le abitazioni, quanti sono i residenti, la distanza fra gli immobili, dal momento che le residenze di alcuni membri del comitato sono praticamente adiacenti a quelle in questione. Occorre tutelare, afferma Trapella, entrambe le parti in causa, tanto i richiedenti asilo affinché non vivano in condizioni igienico-sanitarie critiche, quanto i residenti stanziali. L'amministrazione non può prendere la cosa alla leggera, conclude Trapella, pur consapevole che gli accordi tra i privati e la prefettura per accreditare i centri d'accoglienza straordinaria bypassano la potestà comunale. Questi qua sono tutto, basta mettere a bagno, finiti a bagno Maria e dopo ti tagli a fette e Suggerà o suggera. C'è una gente che sono al frigo, la prossima volta, se la sera la novità a me a casa non mi manca mai. Ancora 2 casi di gomme tagliate alle auto in sosta su via Cristoforo Colombo a Sottomarina. Negli ultimi giorni ben 2 proprietari si sono trovati dapprima le macchine segnate, poi stamane per uno di questi l'amara sorpresa dei pneumatici a terra. L'uomo abita nella zona da anni, ma prima non era mai accaduto niente del genere. Solo 15 giorni fa un'altra vettura era stata colpita per l'ennesima volta, lungo la stessa strada. In quel caso l'automobilista aveva installato delle telecamere che sono state in grado di smascherare il vandalo. A questo punto, stanti gli ultimi episodi segnalati proprio oggi, diventa emergenza di ordine pubblico. Non solo feste, ma anche impegno, prevenzione e solidarietà. La casetta di Babbo Natale in Piazza Italia, curata dalla Carpenteria Metallica Newsec 14 e gestita dall'Associazione Commercianti Uniti per Sottomarina, ospita in questa giornata l'associazione Stelle sulla Terra, che si occupa di dislessia. Sia stamattina che oggi pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 19.30,
L'associazione offre biscotti natalizi e una consulenza per affrontare un problema di cui spesso non si parla, ma che coinvolge non pochi bambini e famiglie anche nel territorio. Ultime proiezioni dell'anno al Cinema Don Bosco. 2 nuove pellicole in programmazione già da oggi. Si tratta di Coco e dell'10° capitolo della saga di Guerre Stellari, ovvero Gli Ultimi Jedi. Il primo film sarà proiettato oggi alle ore 16, domani alle ore 15 e poi sempre dalle 16, praticamente tutti i primi giorni dell'anno. Mentre la celebre storia di fantascienza sarà sullo schermo questa sera alle ore 21, poi a Capodanno ore 18, per tornare di sera in quasi tutti i primi giorni del 2018. Coco è l'animazione Disney Pixar per le festività. In Messico fervono i preparativi per il Dia de Muertos, per le strade rompe la musica delle orchestre e anche il piccolo Miguel vuole suonare. Per quanto riguarda gli ultimi Jedi, gli eroi del risveglio della forza si riuniranno alle leggende della galassia in un'epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri. Nel cast anche Harrison Ford, Benicio del Toro e Carrie Fisher, scomparsa un anno fa. Amici di Chiosa Azzurra, buongiorno e bentrovati per l'appuntamento meteo che ci traghetta verso la fine di quest'anno 2017. Dunque, dinanzi a noi abbiamo ancora 48 ore di tempo sostanzialmente stabile, abbastanza soleggiato a parte qualche velatura odierna e domani mattina, per il transito di una perturbazione che questa notte ha arrecato un discreto maltempo sulla fascia alpina e prealpina di Lombardia, Val d'Aosta e Piemonte, quindi innescando ulteriori nevicate e ulteriore piovosità. Ma non ci interesserà. Dunque la situazione è questa: avremo una giornata sostanzialmente positiva con temperature che non sono scese sotto zero questa notte, grazie a Dio, temperature massime che si allineeranno tra i 7 e gli 8 gradi, sostanzialmente una giornata abbastanza pulita e soleggiata. La stessa cosa vale per domani domenica, ultimo dell'anno, ma naturalmente già da domani pomeriggio sera la situazione cambierà, non dovremo avere piovosità entro la mezzanotte, ma dopo la mezzanotte sicuramente il tempo cambierà abbastanza drasticamente per il passaggio di una saccatura atlantica molto debole, per dire la verità, che entrerà naturalmente nel nord Italia dispensando nella tarda nottata mattinata di lunedì mattina, quindi primo dell'anno, delle piogge per dire la verità abbastanza deboli, ma che si concentreranno almeno fino a metà giornata, per poi lasciare spazio delle schiarite da nord-ovest verso il pomeriggio di lunedì stesso. Dunque una situazione abbastanza dinamica, ma tutto sommato accettabile per quella che è la fine di questo 2017. Di fronte a noi poi avremo comunque un periodo di stabilità abbastanza accentuato fino al 5-6 di gennaio, ma ovviamente questo è fantameteo e ne riparleremo con calma dopo il primo dell'anno. Quindi possiamo tracciare un bilancio abbastanza positivo di questo trimestre che ci ha accompagnato dentro l'inverno, con una buona piovosità, ottime nevicate in montagna, quindi sostanzialmente abbiamo colmato quel gap idrico che avevamo all'inizio del periodo, e quindi questo ci fa stare un pochino più tranquilli nel proseguo dunque della stagione. Tutto sommato siamo in media anche come temperature dopo parecchi mesi di sopramedia termica che tanto male ha fatto al nostro territorio. Quindi tutto sommato possiamo dire che sarà un fine anno discreto, abbastanza positivo dal punto di vista anche delle temperature, perché questa aria mite in quota porterà a far sì che anche le temperature massime di domani si allineeranno con quelle che sono le medie di oggi, tra i 7 e i 10 gradi circa. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!